che non partecipò alla guerra che iniziò il 24 maggio 1915 e finì il 4 novembre 1918, appunto perché era il quarto figlio di madre vedova, però era impiegato postale. Che cosa succedeva? I fanti del Piave e di quelle zone gli scrivevano: commendatore, mandateci qualche bella canzone, qualche cosa che voi scrivete. E papà che faceva? Si faceva sostituire al suo posto di lavoro e lui andava in prima linea. E una volta si recò nel Trevigiano, c'era la guerra, e vide una zona, una bella villa di rose bianche macchiate di sangue. E così scrisse quella famosa canzone Rose rosse, che io posso anche accennare a pianoforte. Mio padre si chiamava Giovanni Gaeta. Tornando a casa, la mamma trovò la mamma che si disperava per l'altro figlio di mio di fratello di papà, il quale cercava soldi e non lavorava, faceva il soldato a Roma. E allora la mamma: ma tu vedi poco, questo che mi scrive, cara mamma, facitemi piacere, mannatemi un vaglia e 20 lire, ma questi crede, questo tutti questi soldi. E allora papà scrisse la sua prima canzone e così nacque E a Mario, e la canzone era questa. Ricordo di E a Mario. E quando arriva l'ora mia, l'ora che tocca a tutto quanto, mi va a fare come se fanno al lato, lo suona senza suonare. E non so che succede a me, ma so solamente che tutto l'essere in questo mondo so come maglia una catena, è una catena lunga, eterna, e poi ogni maglia sta catena ci sta un nome nostro scritto. Sti nome o tempo o è scasso o il resto, e sono felice se un giorno se legge ancora un nome mio.